Si tratta sostanzialmente di due leggi che sono finalizzate a non tagliare quelle che sono le prestazioni che vengono erogate sul territorio, ma a tagliare quella che è la burocrazia e i soldi impegnati dal punto di vista amministrativo. La prima è l'azienda zero, che sostanzialmente va a coordinare e ad accentrare determinate attribuzioni che sino ad oggi sono state dell'USL, una per tutte quello che è il centro d'acquisti unico, la seconda questione è relativa alla gestione del personale ed altre attribuzioni che possono essere accentrate, quindi significa razionalizzare senza tagliare sul territorio. L'azienda zero coordina le OSL territoriali facendo sue attribuzioni che sino a ieri sono state appunto delle aziende territoriali. Questo serve per razionalizzare e dare una risposta a quelli che sono i tagli che giornalmente arrivano da Roma. La seconda proposta è altrettanto importante, se non addirittura vitale per quanto mi riguarda, è il taglio di quelle che sono le liste d'attesa. I tempi d'attesa massimi ai sensi della legge nazionale sono 180 giorni, noi li abbiamo dimezzati, arriveremo al massimo a 90 con il coordinamento con i medici di medicina generale e gli specialisti ospedalieri, quindi risposte immediate a chi ha necessità di salute immediate. Ci sono diverse perplessità sulla proposta dell'azienda zero, perché non si capisce se sia un'azienda di governo e che mette in subordine tutte le altre US, ossia un'azienda che propone e realizza servizi a favore delle US proprio per sburocratizzare, proprio per risparmiare, proprio per razionalizzare. La perplessità nostra è che appunto sia un'azienda di programmazione di governo che sostituisce l'attività anche della politica e subordina tutte le altre ULSS e in più viene eliminata la funzione del direttore del sociale con gravi rischi però proprio per l'integrazione sociosanitaria, quindi per il rapporto con il territorio, con le comunità locali, con il privato sociale, con tutti quei servizi che caratterizzano l'integrazione sociosanitaria della nostra regione. Poi c'è l'altra proposta sulla riduzione delle liste d'attesa, lì chiaramente tutto ciò che viene fatto per ridurre i tempi di lista d'attesa va benissimo, l'importante è fare investimenti adeguati, il fatto che la delibera non ponga nessuna norma finanziaria ci fa insomma pendere l'ago della bilancia anche qui verso un po' di perplessità, perché se vuoi ridurre la lista d'attesa devi fare degli investimenti sia nell'acquisto di strumenti, di macchinari, sia anche nell'assunzione di personale. Mi sembra sia stata proficua, una buona commissione, in special modo per le rassicurazioni che l'assessore Lanzarini ha dato sulla copertura finanziaria del problema dei disabili sensoriali, quindi del servizio a loro per tutto il 2015 fino a fine d'anno, e poi la presentazione di questi due importanti progetti di legge che riguarda l'azienda zero e la riduzione dei tempi delle liste d'attesa. Ci sono 2 o 3 temi specifici all'interno di questi progetti che sono un attimo da chiarire, più che altro da confrontarsi anche con le opposizioni, ma credo che alla fine la riorganizzazione che è posta in atto su questi progetti sia utile a tutti, sia utile ai cittadini, al servizio sanitario, e pertanto credo che io penso già nel mese di settembre si possa vedere la luce in commissione.